Mister Mauro Zironelli, primo tempo al limite della perfezione, secondo tempo in controllo, di fatto 3 punti importanti, pesantissimi, meritati, è così? Sì, devo fare complimenti a tutta la squadra perché abbiamo fatto veramente, credo, 5-6 occasioni nel primo tempo nitide dove siamo partiti veramente con un piglio giusto, sono stati bravi a capire la situazione, anche qualcuno che era un po' che non giocava, e quindi hanno dato dimostrazione di saper stare sul pezzo. Poi ovviamente quando sbagli tante occasioni ti prende un po' lo sconforto. Nel secondo tempo ovviamente avevamo speso tantissimo nel primo e chi è subentrato è riuscito a tamponare un attimino la reazione degli ospiti, degli avversari, però veramente complimenti a tutti perché erano 3 punti importantissimi, fondamentali secondo me in questo momento del campionato dove ci porta a una situazione un po' più serena rispetto a come eravamo partiti, e quindi devo fare veramente i complimenti a tutto il gruppo. Mister, l'avevi detto prima della gara, finalmente sfatato il tabù Bergamo. Purtroppo alla quinta e ultima trasferta, però era giusto dare per il gruppo e per i ragazzi questa prova di forza, perché il primo tempo veramente siamo stati bravi nel riconquistare palla, nel ripartire, nel andare a mettere questi palloni dentro dove non siamo stati così cinici, e poi magari nell'azione un po' meno, che sembrava che dovessero rimontare su Camarà, invece è stato bravo lui a far fuori tutti e a fare un gran gol. Mister Camarà, che tu conosci bene, ce l'hai già l'altro anno, ci ha confermato che quando parte è imprendibile. Fode, cioè, quando parte non tocca neanche per terra, questa è la sua caratteristica. Adesso ha cominciato anche a capire di venire fuori a dialogare con i compagni e a lanciarsi scaricando, quindi giocatore che finalmente sta trovando continuità e con grandissime potenzialità. Spero per lui che riesca a ritagliarsi un qualcosa di importante perché se lo merita, e è quello che sta nel momento migliore, ma anche sul pezzo, e dobbiamo prenderlo ad esempio, anche se qualche volta è un po' leggerino, però credo che sia un po' cambiato rispetto agli altri anni, dove pensare che ha fatto 4-5 anni in eccellenza a Campana è veramente un delitto non averlo visto, però deve continuare così, però non deve rilassarsi perché il campionato è ancora lungo e ci sono tante partite.